Le situazioni più critiche in questo momento? Fratta e Gorzone, quindi la bassa padovana è la situazione più critica che abbiamo in Veneto, escludendo ovviamente la montagna che con i suoi 3 metri e passa di neve ha diverse criticità, però dal punto di vista idrogeologico questa volta abbiamo la bassa padovana, nonostante ci siano stati tutti i lavori necessari un po' in tutto il territorio, per tutta una serie di situazioni concomitanti, questo è il momento in cui siamo nella situazione peggiore. Avete iniziato a evacuare Bovolenta? Sì, su Bovolenta c'è già l'evacuazione, ci sono già comunque singole evacuazioni in giro per il territorio della Bassa Padovana e non solo, dove ci possa essere situazioni di pericolo. Quel problema che abbiamo nella Bassa Padovana è duplice. Il primo è che c'è molta acqua nei fiumi e soprattutto gli argini che sono tra virgolette un po' leggeri, quindi con il rischio della loro tenuta, quindi stiamo valutando se questi reggono bene, altrimenti dovremo ovviamente fare delle rotture cosiddette programmate in situazioni in cui non ci sia pericolo per i nostri cittadini. È pronto anche il piano per evacuare l'ospedale di Motta? Com'è lì la situazione? La situazione dell'Ivenza invece è sufficientemente tranquilla anche rispetto al 2010. È ovvio che dipende anche lì da una situazione concomitante, cioè se in Friuli continua a piovere molta acqua e quindi con il bacino di Ravedis che venga in qualche modo rilasciato una quantità superiore di acqua e quindi in quel caso di emergenza sposteremo i pazienti che ci sono all'ospedale di Motta di Livenza verso Oderzo, la zona Trevigiano del San Donatese. Comunque è tutto pronto in caso ci sia il problema, contiamo e speriamo che questo non ci sia, anche perché l'arginatura di Livenza è fra i lavori che sono stati fatti in questi 2 anni dopo il 2010 e vediamo che la situazione tiene sufficientemente bene. Si sposterà sulle spiagge nei prossimi giorni il problema con quello che arriverà dai fiumi? Pensiamo che tonnellate di materiale arriveranno sulle spiagge. In questo momento le spiagge hanno avuto l'erosione della sabbia e quindi già un problema loro. Ci sarà poi tutta la problematica di ciò che arriva dai fiumi che va a finire nelle spiagge. Teniamo conto che è considerato, ahimè, rifiuto speciale e quindi con tutti i costi che questo può comportare. Tanta neve, temperature alte e questo alza l'emergenza anche per almeno una quarta di settimana. Sì, abbiamo visto in una settimana che la neve si consolidava alcuni giorni a 1.300, altri giorni a 1.600 e quindi 1.600 metri e quindi problematiche non indifferenti, perché vuol dire questo maggiori quantità d'acqua che si riversano poi verso la pianura e quindi situazioni particolari di tempo che ovviamente credo che sia più di 100 anni che non si verificano nella nostra regione.